Ranieri Burelli e suo figlio Luca sono materialmente gli esecutori di queste tre macchine. Cioè, pezzo per pezzo, io sono stato diverse volte anche nel laboratorio del Malignani col Tornio, hanno costruito tutta questa macchina. Se non fosse stato per loro, credetemi, questo lavoro non poteva essere svolto, e come vi ha anticipato Rudy Malacrea, in pratica sono delle menti e delle persone naturalmente quasi uniche e ben custodite dall'Istituto Malignani di Udine, che tuttora naturalmente approfitta, perché lo stato l'altro giorno in pratica Ranieri costruiva insieme a degli studenti una macchina per schiacciare le lattine appunto di barattolo del Coca-Cola, eccetera eccetera. Bene, allora io passerei subito la parola e vediamo cosa ci racconta. Sono un po' preoccupato perché non sono abituato tanto a parlare, ma più che altro sono abituato anche a realizzare. Non so se magari dovrei essere chiaro, ma non so se sono in grado di fare bene questo mio lavoro. Sono anche un po' emozionato per tutte le... Speriamo bene. Ok, niente, qui abbiamo fatto un piccolo excursus delle apparecchiature che abbiamo realizzato insieme, sempre come abbiamo detto, insieme con gli amici Franco e Carlo Bressan, Luca Burelli, figlio, e poi Malacrea naturalmente, che ci ha guardato tutti insieme. Ecco, qui vedete un pianto momentino delle tre macchine, le tre macchine che sono, diciamo, il simulatore verticale sulla nostra sinistra, il simulatore orizzontale e il simulatore, diciamo, del planisfero, che fa vedere l'andamento, la rotazione della Terra. Ecco, vediamo adesso, io mi concentrerei più che altro sulla situazione del simulatore orizzontale, il quale simulatore fa vedere quello che potrebbe essere l'ombra del Sole su un piano, su una piazza, su uno spazio, diciamo, aperto. Ecco, vediamo che chiaramente con questa apparecchiatura noi abbiamo un sistema di illuminazione che manda un raggio di luce sull'ognomone e proietta delle ombre che sono già state tracciate in fase di realizzazione. Cosa sono gli obiettivi che noi ci siamo posti? Dopo opportune discussioni con tutti i nostri colleghi che avevamo appena elencato. Dovevamo ottenere un movimento il più possibile vero, armonico rispetto a quello che doveva essere, diciamo, il Sole, il movimento reale, e dovevamo avere uno spazio di possibilità di sistemare varie città del mondo nell'emisfero nord, e ci siamo posti noi questi obiettivi perché abbiamo detto centriamo l'obiettivo sulla città di Aiello, centriamo l'obiettivo per il nostro sponsor in questo caso, e poi, diciamo, vogliamo far vedere le città che sono più a nord e più a sud di questa cosa. Ecco, i ragazzi, oppure gli utenti in generale che vogliono fare un esperimento, devono poi sistemare, chiedendo la data, chiedendo la giornata, l'ora, sistemare dei punti per poter poi tracciare delle curve, che sarebbero poi le curve effettivamente fatte dall'ombra proiettata dall'ognomone sulla piana. Dovevamo pertanto avere delle possibilità di non avere degli ingombri, diciamo, ecco, dovevamo avere degli ingombri non grandi, perché le sale non sono mai tanto grandi, ma dovevamo essere liberi lo spazio superiore alla macchina per poter tracciare queste curve senza avere ingombri meccanici. E poi dovevamo garantire una certa sicurezza per i ragazzi, perché potrebbe essere, diciamo, qualche situazione meccanica o elettrica pericolosa, quindi dovevamo evitare tutti questi rischi. Ecco, vediamo che il simulatore orizzontale, scusate, sono io che... Ecco, il posizionamento dei motori è stata una cosa molto importante che abbiamo dovuto tenere presente, perché potevamo farlo con tanti sistemi, come muove il Sole, diciamo, su questo piano, ma abbiamo scelto la soluzione più semplice era quella di utilizzare due motori, perché abbiamo bisogno di sollevare il Sole e spostarlo, diciamo, su un arco celeste che non vediamo, una parte la mattina, diciamo, sale verso sera, e lui solo si alza e fa un'orbita un po' diversa giorno per giorno, però diciamo che con due motori sarebbe stato possibile realizzare questa apparecchiatura. Però è un movimento che non viene armonico, non è comprensibile, perché noi dovremmo fare un sistema molto complesso tecnicamente, però matematicamente è molto semplice. Cosa dobbiamo fare? Tre dovrebbero essere
i movimenti, i fenomeni che regolano il moto del Sole, quindi l'evoluzione, la rotazione e l'attitudine dell'osservatore. Vediamo un po'. Con i prematori, adesso magari vediamo più nella prossima, vedete, questi sono in pratica la soluzione che abbiamo trovato come la più reale. Abbiamo un motore che fa spostare la latitudine dell'osservatore, cioè voglio dire, se ci troviamo alle Sale d'Egitto, oppure ci troviamo a Iello, oppure ci troviamo a Tronso in Norvegia, che sono i 3 punti massimi che noi possiamo raggiungere come latitudini. In tutte le città che sono su tutto il pianeta Terra, comunque a queste latitudini, noi possiamo selezionare e visualizzare la posizione del Sole. Per fare questo movimento abbiamo bisogno di cambiare la latitudine. Con questo motore noi spostiamo su questa bascula che vedete sotto, che è fulcrata concentrica alla struttura che praticamente sia la bascola che l'arco che sostiene il Sole sono centrati sull'onione che vedete con questo punto giallo che è posto sopra. Qui siamo ancora nella fase di visualizzazione vedete quel motore che è sulla destra è quello che ci permette di fare la variazione del movimento. Quindi noi abbiamo poi la rotazione del terrestre che è singola l'ora, che fa una rotazione del 0,24 ore in qualsiasi giorno dell'anno. Vediamo che il motore può ruotare praticamente l'angolo che sostiene il Sole, fa ruotare tramite questo motore che vediamo con un sistema a catena che ci sposta di 0,24 ore in funzione delle esigenze. Ecco, vediamo poi che c'è la rivoluzione terrestre, che sono le stagioni, come dicevamo prima, fa 23 gradi in più o meno rispetto all'equinozio e al solstizio di ogni stagione, e quindi c'è un andamento verticale di questa struttura che è dato da questo terzo motore. Se noi avessimo messo 2 soli motori, avevamo confuso un po' l'idea, perché i ragazzi, mentre adesso i ragazzi o fruitori potrebbero vedere chiaramente che una cosa è cambiare la stagione, una cosa è cambiare la latitudine, altrimenti con 2 motori le 2 cose sarebbero una sovrapposta all'altra e forse era meno comprensibile. Invece noi adesso impostiamo prima la latitudine, poi impostiamo la giornata e quindi vediamo i 2 movimenti che sono sissi uno dall'altro e ci permettono di dare una certa continuità e semplicità del lavoro. Vediamo un po'. Ecco qua, il Sole è un falso storico, nel senso che questa è una matrice di LED molto potente, abbiamo bisogno di una sorgente di luce molto concentrata, e quindi è stato di aiuto un nostro ex allievo che si chiama Andrea Neri, i quali come tutti i giovani adesso sono molto interessati a internet, e ha trovato in Germania una ditta che produce dei LED che stanno adesso ormai arrivando come sorgenti di luce che sostituiranno, che speriamo fra poco le lampade incandescenza o fluorescenti eccetera. Abbiamo trovato questo ragazzo che ha trovato lì appunto una fabbrica che vende questi LED di elevata potenza, dopodiché abbiamo messo una lente per poter concentrare ancora di più sul fuoco dell'ognuno di questa luce, e ho dovuto inserire un ventilatore all'interno di questa struttura di raffreddare, perché chiaramente tutte queste sorgenti dicono luce fredda, non è che in realtà scaldono da bestia e quindi bisogna stare attenti a non farle salire in temperatura, altrimenti abbiamo lo stesso funzionamento. Ecco, vediamo che per arrivare, diciamo, con la tensione alla lampada, come scorre, c'erano problemi di dover mettere dei fili, dei conduttori che salivano lungo, e invece ho pensato, tra le tante idee che ci sono venute, di mettere invece in realtà un contatto strisciante con 2, diciamo, spazzole, e quindi non abbiamo nessun filo che si vede, mentre la tensione a 24 volt, quindi praticamente tensione di sicurezza, scorre, diciamo, su questa struttura. Poi le vedremo bene, diciamo, se avremo un momento di tempo, vedremo sul tasto. Vediamo un po', ecco qua. Allora, il simulatore orizzontale vi ho spiegato abbastanza. Il simulatore verticale differisce da quello orizzontale perché proietta la luce su una parete, una classica meridiana che possiamo vedere noi appoggiata su una parete di una qualsiasi casa. Qui cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo posizionato intanto, per semplicità, abbiamo selezionato solo l'inclinazione come latitudine del via che sono 45 gradi, anche il primo, e quindi vediamo che la struttura sulla destra, la vediamo una struttura, diciamo, che sostiene tutto l'albero e, diciamo, è messa a 45 gradi. Poi la parete della casa è orientabile di 30 gradi, o 0 o più 30 o meno 30, quindi possiamo simulare qualsiasi situazione intermedia del muro che sia diverso, diciamo, dall'orientamento verso sud, che potrebbe essere una situazione, diciamo, migliore del funzionamento. Vediamo un po'. Ecco, questo qua ne abbiamo già parlato un attimo prima, c'è il planisfero. Su questo planisfero che possiamo vedere ruotare, possiamo far variare la velocità di rotazione,
e possiamo ottenere l'inclinazione di qualsiasi giorno dell'anno praticamente manualmente, però possiamo andare a più o meno 23 gradi con l'inclinazione nord-sud, e quindi possiamo far vedere come una proiezione di una luce fortissima che viene a irraggiare come fosse il sole, e così vediamo l'andamento dell'ombra che diciamo si sviluppa sul piano. In questo caso vediamo che ci sono gli gnomoni messi come fossero sul terreno, e quindi vediamo l'andamento delle ombre. Vediamo un po'. Ecco qua. Adesso siamo un pochino nella realizzazione tecnica. Cosa è successo? Che per poter ottenere questi diciamo, modelli ho dovuto fare dei disegni tecnici che vedete che sono un disegnatore abbastanza rapido, però diciamo per poter ottenere un risultato bisogna sia lavorare al CAD, quindi vedete che sulla destra ci sono alcuni dei decine di disegni di particolari che ho dovuto fare per poter ottenere la possibilità di avere tutte queste definizioni di latitudine, di longitudine e via discorrendo. Quindi dopo ci siamo già arrivati alla discussione come trasmettere il moto. Vedete qui ci sono gli ingranaggi 13-26 denti, tipo di motori, anche qui ho dovuto diciamo, inserire dei motori passo passo per comandare tutte le macchine, con motori che sono i migliori per fare posizionamenti e con dei riduttori opportunamente diciamo, tarati per poter avere un risultato, un andamento diciamo, del movimento che sia armonico. Ecco. Niente, poi abbiamo utilizzato, come avete visto anche nelle prime diapositive, delle strutture metalliche in alluminio diciamo che sono componibili il più possibile e regolabili. Vedete che ci sono dei sistemi ad esempio senza saldatura dove uno può abitare, spostare, perché alcune cose sono l'affinamento, la precisione, ottenere diciamo poi alla fine sul disegno è una bella cosa, ma poi in realtà bisogna arrivare a una precisione molto notevole per poter permettere che su tutto l'arco dei movimenti la luce proietti proprio esattamente su un punto esatto al centro di queste cose, non era una cosa da poco. Ecco, qui a sinistra vediamo delle fasi di lavorazione, si è partiti proprio i pezzi che non erano in commercio, che sono tantissimi, sono dovuti realizzare pezzo per pezzo, e qui poi diciamo c'è una fase di montaggio. Voi magari vi chiederete, anche io mi sono chiesto, ma da dove parto per fare un progetto di questo tipo? Dov'è la stanza? Sì, la stanza, mi hanno detto, ma facciamola grande, sì, che passi per la porta, no? Bene, allora questo mi preme dire, diciamo, non so se è fatto bene o se è fatto male, ma sono partito da piegare questo profilato con dei metodi empirici. Ho creato una calandra, per quelli che magari possono capire, ho creato una calandra con una fresatrice verticale. Non dicevo come si fa, niente, così guardando per decine di anni, lavorando in quella scuola dove mi sono trovato per mia fortuna, ho imparato guardando con gli occhi tutto quello che stavano facendo quelli che sono arrivati prima di me. Quindi alcune cose così mi vengono anche spontanee, dico, ma è così. Allora diciamo la dimensione, il raggio di curvatura di questo pezzo di acciaio che ho trovato da Raffini, cioè da recupero di Udine, diritto, una lama 25x10 mm che si compra a bar da 6 metri, l'ho tagliata a 2 metri e ho cominciato a farla rullare, e quando ho visto che avevo il rischio che si schiacciasse e se le si piegava, no? Però ero arrivato a una flessione della macchina che o la riscaldavo oppure il ferro si era talmente incrudito, quindi rischiavo di rompere tutto. Questo è il raggio di curvatura della macchina. Da questo sono partito a disegnare i pezzi, a disegnare i componenti particolari, poi è venuto fuori una cosa tira l'altra, è venuto fuori la dimensione del piano possibile, via discorrendo, cioè non c'è stato l'alternativa. Vediamo un po'. Vediamo qui abbiamo poi chiaramente tutta la macchina, necessità di avere un quadro elettrico, necessità di avere, vedete, i comandi dei motori passo passo, che sono quelle 5 apparecchiature che vedete lì. Sulla parte bassa di destra ci sono le strutture per poter sganciare rapidamente l'apparecchiatura, perché un'idea era anche quella di dire di poterle scollegare per poterle trasportare abbastanza facilmente, quindi noi con dei connettori possiamo staccarli tutti e portarli verso dove ci serve. E poi diciamo l'interfaccia uomo-macchina che è quella che ci serve per comandare le apparecchiature con una semplicità. Darei la parola un attimo a mio figlio, quale ha fatto il resto del lavoro, che è molto interessante. Grazie, io vi parlerò solo rapidamente diciamo, della parte di interfaccia con l'utente, quello che vuole provare diciamo, questi simulatori. Come vedete sopra questo pannello c'è un computer che permette
appunto di accedere a tutte le funzionalità dei simulatori. Durante il funzionamento normale c'è questa schermata qua che tramite appunto questo pannello touchscreen mi permette di controllare tutte le funzioni. E quello che vedete è proprio la posizione del Sole e la zona illuminata e la zona in ombra che viene effettivamente rappresentato dalla macchina. Quindi non è quello che, cioè voi quello che vedete sul monitor è esattamente quello che si sta vedendo in questo istante sulla meridiana che avete selezionato. Nel caso del simulatore orizzontale è possibile cambiare città, come abbiamo già spiegato, e lo potete fare scegliendo da un elenco di città già divise per paese, oppure direttamente premendo col dito sulle città che volete vedere all'interno della mappa. Nella stessa maniera si può cambiare l'ora, sia fissando una data con tutti i comandi, sia scegliendo una data particolare, tipo l'equinozio di solstizio, oppure l'alba corrente, quindi la macchina calcola l'ora a cui ci sarà l'alba e porta la macchina in maniera da vedere proprio il sole sorgere sull'orizzonte. Oppure si può chiedere alla macchina di utilizzare automaticamente, cioè di muoversi in maniera automatica, e questa è una cosa che può essere utile per fare delle animazioni appunto dove i ragazzi o chi sta guardando è in grado di vedere l'evoluzione del Sole al variare, al variare del tempo. Si può chiedere di fare un intervallo breve che permette appunto di vedere lo spostamento durante il giorno, quindi l'evoluzione in una giornata dell'ombra del Sole, o un intervallo più lungo che permette di vedere ad esempio gli effetti un po' secondari come l'analemma, cioè la variazione della posizione del Sole, dell'ombra proiettata dal Sole alla stessa ora del giorno in diversi giorni durante l'anno. Ma direi che la cosa più giusta per vedere come funziona questa meridiana è trasferirci a vederlo.